Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte e ben ritrovati in questa occasione. Spero che stiate tutti bene, visto che in questo momento è anche una cosa che sta veramente a tutti molto a cuore. Spero che siate tutti sani e relativamente tranquilli nelle vostre famiglie e nelle vostre case. Il video di oggi riguarda la mia città, riguarda Venezia, perché avevo voglia di condividere con voi alcune impressioni che ho provato, che ho maturato in una mia passeggiata in città a Venezia. Sono andata in questo periodo di fase 2, diciamo così, che è un periodo comunque nel quale la città ancora è silenziosa ed è semideserta. E vi voglio far vedere alcune immagini che ho fatto, che ho scattato, perché mi sono veramente trasformata in una specie di reporter, di turista, perché veramente quello che ho visto, quello che abbiamo visto io e le persone che erano con me, era qualcosa di incredibile e abbiamo percepito anche qualcosa di epocale, perché una città così probabilmente non la rivedremo mai più, perché adesso lentamente tutto sta riprendendo e ce l'auguriamo, speriamo che così sia, speriamo che non ci siano più contagi, insomma speriamo di tornare ad una situazione, non mi piace dire normale, ad una situazione vivibile e di sicurezza. E quindi ho scattato molte foto perché ogni angolo che percorrevo, ogni calle, ogni canale erano qualcosa di nuovo, anche se incredibilmente familiare per me. Il Canal Grande, il Ponte di Rialto, la Piazza San Marco e El Parón de Casa, il campanile di San Marco. E la cosa che veramente mi ha colpito è stato, ovviamente un po' superfluo dirlo, l'incredibile differenza rispetto alla Venezia così come la ricordavo, la ricordiamo tutti, quindi molto piena di gente, molto frequentata, molto troppo visitata, con persone veramente in ogni angolo, in ogni anfratto, con fatica ad entrare in un bar, in un ristorante, quasi impossibilità di andare in una toilette pubblica, proprio perché eravamo ormai caratterizzati dalla presenza troppo forte di esseri umani, di persone, e siamo passati da un giorno ad un altro da questo tipo di situazione ad una situazione di totale deserto, di totale chiusura e soprattutto di totale silenzio. Quello che ho provato girando per la mia città in questa fase molto particolare sono state sensazioni molto diverse di cui adesso velocemente così vi metto a parte, ma l'impressione veramente che ho avuto, e so che poi, perché ho cercato poi un po' in rete, anche parlando con altre persone con cui ho cercato di condividere questa cosa, ho capito, ho appreso che non sono l'unica che ha pensato a questo. L'impressione, dicevo, che ho avuto è stata quella di trovarmi dentro uno dei famosi dipinti di De Chirico. Ora, Giorgio De Chirico, pittore metafisico, è noto anche per aver rappresentato le nostre città, le città d'Italia, come città deserte, come città disumanizzate, dove non era presente la figura dell'essere umano. Ecco le città metafisiche di De Chirico. Niente persone, nessuna forma umana. Visitando, girando per Venezia, io all'inizio non ho capito di che cosa si trattasse, ma molto poco dopo è venuta alla mia mente queste immagini, cioè sono come passate, come un film, no? Come le immagini di un film davanti alla mia mente, le immagini di dipinti che avevo studiato nel corso del tempo, che erano appunto questi dipinti di Giorgio De Chirico con queste città deserte. Ora, De Chirico è un artista secondo me molto interessante perché lui si rifà moltissimo alla filosofia e a me piace sempre molto questo punto di contatto, questo scambio continuo tra pensiero e immagine, quindi tra filosofia e arte. De Chirico si rifà moltissimo, si ispira moltissimo a Martin Heidegger e al suo pensiero filosofico appunto. Ciò che lui pensa è che l'arte arriva laddove il pensiero non arriva.
E Heidegger nel 1936 ha scritto un saggio molto interessante che si intitola L'origine dell'opera d'arte, nel quale lui teorizza questo concetto, secondo cui diciamo che lui valorizza la funzione dell'arte nella ricerca di una verità che il pensiero tradizionale inevitabilmente disattende. Quindi il pensiero tradizionale arriva fino ad un certo punto, laddove il pensiero si deve fermare perché non ha più strumenti interpretativi, secondo Heidegger arriva l'arte. E questo è un punto di vista estremamente interessante, soprattutto per chi si occupa d'arte e per chi ama ammirare opere d'arte. De Chirico si rifà a lui, si rifà a questo tipo di idea, a questo tipo di pensiero, e si rifà moltissimo anche ai simbolisti, non assolutamente ad esempio ai naturalisti. Quindi De Chirico non ha nessuna intenzione di rappresentare la realtà così come essa si presenta, ma vuole rappresentare una metarealtà, vuole rappresentare ciò che sta dietro l'opera d'arte. E secondo Heidegger, e De Chirico sposa questa concezione, questo punto di vista, l'opera d'arte deve essere una sorta di urto, di botta d'urto per l'ammiratore, per l'osservatore. E così fanno i dipinti di De Chirico. A me piace particolarmente quello che si trova proprio qui a Venezia, alla collezione per il Guggenheim, dove si può ammirare la Torre Rossa di De Chirico, opera che l'artista esegue nel 1913, e veramente ciò che si nota e che non si può fare a meno di notare, anche se l'osservatore è una persona fondamentalmente a digiuno di nozioni storico-artistiche, ma ciò che veramente non si può fare a meno di notare è la presenza di elementi concreti, pratici, architettonici, quindi in questo caso una torre, degli edifici ai lati, e l'assenza totale dell'essere umano, dell'umanità, della pulsione dell'uomo, del rumore dell'uomo. E in questo senso non si può mai rimanere indifferente di fronte ad un'opera d'arte di Giorgio De Chirico. Ecco, questo è quello che io ho provato a Venezia. Girando per una Venezia così silenziosa, così vuota, così surreale, io credo di aver provato quello che provava lui, ma di sicuro ho provato ciò che io provo di fronte alle sue opere d'arte. E ciò che ho notato è veramente una assordante assenza umana. L'uomo crea rumori, crea odori, crea suoni, le sue voci, crea movimento, crea presenza, e nel momento in cui tu togli, svuoti, depuri una città da tutti questi elementi, la percezione che hai è veramente particolare, veramente strana e molto molto surreale. Però subito dopo aver avuto questa sensazione, ne ho avuta anche un'altra, perché evidentemente la mia è stata una passeggiata molto esperienziale. Tutti i sensi erano molto attivati, e quindi dopo queste prime impressioni così nuove anche per me, ne è emersa un'altra, che forse è quella che mi è anche piaciuta di più e che forse era quella a cui dovevo arrivare attraverso questo percorso. E cioè, ho capito che in realtà Venezia non era affatto silenziosa. Era silenziosa, diciamo, era azzerata dei suoni che eravamo tutti abituati a sentire fino a quel momento. Ma prestando un minimo di attenzione ho capito e ho sentito che la città non era per niente silenziosa, ma era molto rumorosa. E quindi ho cominciato a sentire il rumore bellissimo, il suono bellissimo del canto delle rondini. È pieno di rondini a Venezia che girano, che volano velocemente come fanno loro da un tetto all'altro. E quindi ho cominciato a sintonizzarmi su questa frequenza meravigliosa, bellissima, che tra l'altro mi ha riportato indietro a ricordi dell'infanzia, o mi ha riportato a ricordi delle nostre città di mare, soprattutto se vai a passeggiare la mattina presto, magari in pineta. E poi ho sentito, e questa cosa mi ha veramente scossa in positivo, il suono dell'acqua del Canal Grande. Il Canal Grande è una specie di autostrada normalmente, dove ci sono vaporetti, barche a motore, barche a remi, barche per il trasporto merci, per il trasporto persone, gente che cammina dove è possibile lungo le rive del Canal Grande, gente che fa foto, schiamazzi, bambini che urlano. E quindi, soprattutto nella zona del Ponte di Rialto, lì c'è sempre questo frastuono di fondo. Beh, ecco, ho sentito il Canal Grande
silenzioso di questo tipo di rumori e finalmente sono riuscita a sentire il rumore naturale del Canal Grande. Sono riuscita per la prima volta nella mia vita a sentire il rumore dell'acqua che andava addosso alle gondole che erano ferme, che erano legate ai pali. Quindi ho sentito per la prima volta lo sciabordio dell'acqua nel Canal Grande. È stata un'esperienza favolosa, bellissima. E ho potuto sentire il cinguettio e vedere il movimento dei gabbiani, che sono molto meno rispetto a prima, dei piccioni che sono molto meno rispetto a prima, evidentemente perché trovano meno da mangiare, trovano meno cibo e quindi loro, è chiaro come fanno tutti gli animali, si spostano e vanno dove lo trovano. Quindi prima anche quella presenza sovradimensionata di uccelli, di piccioni e di gabbiani evidentemente dipendeva da noi, dall'uso smodato che facevamo di questa città. E sono riuscita a vedere gatti di casa che si spostavano magari da una parte all'altra, finalmente in piena tranquillità. Cioè, Venezia è una città molto sicura per gli animali domestici perché non ci sono le macchine, ma quando era invasa dai turisti, io immagino che anche i gatti si rifiutassero di andare in mezzo a quelle persone perché rischiavano veramente di venire calpestati. Ecco, non hanno più questo problema. Quindi, ecco, queste sono le sensazioni che ho provato, che mi sono così, che sono affiorate e che mi hanno veramente colpita, ma fondamentalmente in positivo. E è chiaro che poi va da sé che ti viene da fare la solita riflessione, che noi veneziani conosciamo bene, non solo i veneziani, le persone più sensibili e più attente lo sanno, che forse questa città e forse tutte le nostre grandi città d'arte le abbiamo usate troppo, le abbiamo violentate troppo. E quindi io mi auguro veramente di passare ad un altro paradigma, ad un altro scenario. Non ho voglia di ritornare come eravamo prima, non ho voglia di rimanere come siamo adesso, perché questo è uno stato di emergenza, quindi non può durare troppo tempo, ma questo lo sappiamo tutti, però ho veramente voglia di cambiare passo e ho veramente voglia di vedere la mia città per quel che è e avendo davvero il coraggio e il compito e il dovere di rispettarla per quel che merita. Ecco, queste le mie considerazioni che avevo voglia di condividere con voi. Come sempre io vi ringrazio per l'attenzione, grazie per le mail, per i messaggi che vorrete mandarmi, cercherò come sempre di rispondervi, potete scrivere qui sotto, potete scrivermi alla mia mail personale che è sempre arianna.gambirasi@gmail.com e vi do appuntamento al prossimo video, vi ringrazio ancora e vi mando un grandissimo abbraccio, virtuale ma pur sempre un abbraccio. Grazie a tutti, ciao!